I due nuovi volti del Milan si raccontano. L'attaccante, Allegri, mi ha colpito positivamente. Il giovane difensore, non mi aspettavo la chiamata. È tempo di presentazioni in casa rossonera. Nkunku e Odogu, ultimi arrivati in ordine cronologico al Milan, hanno rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale del club. Nkunku ha raccontato le sue prime impressioni. Quando ho ricevuto la chiamata del Milan, non ci ho pensato due volte. Ho subito capito che era l'opportunità giusta per me. Mi sento bene, stavo già lavorando individualmente e ora ho cominciato ad allenarmi con il gruppo. Non vedo l'ora di iniziare davvero con tutti i miei compagni. Parlando del suo passato al Chelsea, ha spiegato: mi sono infortunato quasi subito e sono rimasto fuori 5 mesi. Poi, appena rientrato, ho avuto un'altra ricaduta. Nel secondo anno ho lavorato duramente per farmi trovare pronto, ma l'allenatore ha fatto le sue scelte. Io sono sempre lo stesso, gioco con il sorriso e sono convinto che qui a Milano sarà diverso. Su Allegri, l'attaccante francese ha detto: mi ha dato un'ottima impressione. Ho parlato con lui prima della firma e anche nei primi giorni a Milanello. Il mio obiettivo è ambientarmi il più velocemente possibile e conoscere bene l'ambiente. Riguardo al suo ruolo in campo, sono un giocatore competitivo, consapevole dei propri obiettivi e cerco sempre di dare la miglior versione di me stesso. Posso offrire molto a questa squadra. Mi piace muovermi come trequartista, ma dipenderà tutto dal modulo e dall'interpretazione tattica. Deciderà il mister. Io sono solo impaziente di scendere in campo. David Odogu, classe 2006, si è detto entusiasta per l'inizio della sua avventura in Serie A. L'accoglienza è stata fantastica. I primi giorni qui sono andati benissimo. Sono arrivato con grande umiltà e voglia di lavorare, imparare e crescere. So di essere ancora giovane, ma voglio dimostrare che posso ritagliarmi spazio in poco tempo. Sulla chiamata del Milan. È stata una vera sorpresa. Il giorno prima ne avevo parlato con il mio agente, che mi aveva accennato questa possibilità. È stato inaspettato, ma sono felicissimo e grato per la fiducia che il club ha riposto in me. Descrivendo le sue caratteristiche. Sono un difensore centrale che ama vincere i duelli, proteggere la porta e guidare la linea difensiva. Cerco sempre di essere aggressivo e fisico, con la mentalità di chi vuole vincere ogni partita. Infine, su Allegri. È un onore poter lavorare con lui. Mi farò trovare pronto per qualsiasi ruolo mi affidi. So che è molto competente nel lavorare con la linea difensiva e per me non fa differenza giocare a 3 o a 4. Sono qui per imparare da lui e dal suo staff. Nkunku ha poi parlato delle sue aspettative per la stagione che sta per iniziare. Voglio dare il massimo per questa maglia. So che ci sarà tanta concorrenza, ma per me è uno stimolo in più. Ogni allenamento sarà un'occasione per migliorare e ogni partita un'opportunità per dimostrare il mio valore. Voglio segnare, assistere i miei compagni e contribuire ai successi del club. Il francese ha anche sottolineato l'importanza del gruppo. Ho trovato un ambiente molto positivo. Tutti mi hanno accolto con grande disponibilità. Para mais informações, gli azzurri curti se iscreva e attiva notificações. Dalla difesa a 3 con Juventus e Inter al passaggio alla linea a 4 in azzurro. Adesso l'obiettivo è valorizzare ogni talento a disposizione. È proprio lì, nel cuore del campo, che tutto appare più chiaro. Dopo aver dominato e gestito il gioco nel centro nevralgico del suo mondo calcistico, Antonio Conte ha iniziato un viaggio introspettivo, alla ricerca di nuove direzioni. La sua prima esperienza a Bari, ormai parte dei ricordi, sempre positivi, iniziò con un 4-2-4, ma nel tempo Conte ha attraversato diverse vite tattiche che hanno segnato la trasformazione di un uomo costantemente insoddisfatto, totalmente immerso nel calcio e perfezionista, a modo suo, sempre pronto a mettersi in discussione. Non si conquistano 5 scudetti tra Torino, sponda Juve, Milano, sponda Inter e Napoli senza la capacità di reinventarsi, di seguire il proprio istinto e offrire idee nuove a chi ti circonda. E non si riparte da Londra, dopo una parentesi felice e vincente, senza portare con sé nuove intuizioni. Napoli ha uno stile calcistico che Conte ha saputo interpretare con intelligenza. L'ha accolto, l'ha adattato e poi l'ha cucito su se stesso, come un abito fatto su misura. Il primo scudetto in azzurro rappresenta un compromesso inevitabile, frutto della capacità di adattamento tipica delle menti brillanti. Ha preso concetti consolidati e li ha rivisitati secondo le esigenze imposte dal momento. Il 4-3-3 di Conte si è manifestato per la prima volta a Torino, rimanendo in scena abbastanza a lungo, anche grazie alla forte impronta lasciata da Spalletti, che ancora vive nel talento di Kvaratskhelia.
Poi, tra difficoltà e cambiamenti imposti sia dal campo che dalle circostanze, arriva la svolta. Parigi e l'infortunio di Neres giustificano un cambiamento. Conte rispolvera Raspadori, lo posiziona alle spalle di Lukaku, sposta MC Tominay più a sinistra e lascia che il pragmatismo prevalga sulla ricerca dell'estetica. È una filosofia silenziosa, forse un metodo, ma che porta trofei ovunque. Alla Juventus si è imposto con il 3-5-2, che esplose in una serata iniziata malissimo e poi trasformata in gioia proprio al San Paolo, con un 3-1 diventato 3-3. Al Chelsea ha utilizzato anche il 3-4-3. All'Inter è tornato al suo sistema originale, ha saputo reinventarsi concedendo a Perisic il ruolo di esterno a tutta fascia. E a Napoli, libero da etichette, ha espresso tutto il suo repertorio tattico. Il tridente è parte del DNA di una città segnata prima dalle emozioni del sarrismo e poi dallo scudetto rivoluzionario di Spalletti. Conte si è avvicinato con cautela e autorevolezza, per poi lasciare il segno senza cedere alla nostalgia. Il suo intervento, deciso ma discreto, ha riportato entusiasmo sul lungomare. E quando la festa sembrava finita, è intervenuto ancora una volta per prepararne un'altra, anche se non lo dice. De Bruyne resta un sogno in questo contesto, ma non c'è spazio per illusioni o illusionisti. Il 4-1-4-1 o 4-4-1-1 serve a liberare Lobotka, valorizzare Anguissa, dare ampiezza, avvicinare KDB a Lucca e forse a Højlund, restando sempre fedeli a un principio fondamentale: equilibrio, ovunque, perché senza equilibrio non si va lontano. Il suo Napoli è stato più volte modificato, è passato dalla sicurezza della difesa a 3, alla tradizione del tridente, fino alle varianti offerte dalla linea 4. Para mais informações, gli azzurri curti se escreva e tiva notificações. L'attaccante, dopo l'infortunio, è volato in Belgio e sta lavorando per accelerare i tempi di recupero. Ma quanto bisognerà attendere per vedere la fine di questo incubo? 100 giorni, a partire dal 14 agosto, la sera in cui Lukaku ha compreso che qualcosa di importante stava cambiando nella sua stagione. Lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra e un saluto rimandato a data da destinarsi. Più precisamente, si parla di fine novembre, il 22, secondo la prognosi più ottimistica, ma per chi vuole tornare ad essere il vero Big Rom, non è sufficiente. La lista per la Champions è sfumata, lui non ne fa parte, ma in campionato rimane aperta la porta della speranza. L'idea è di anticipare il rientro. Per cominciare, e allontanare i dubbi, Lukaku ha scelto di evitare l'intervento chirurgico e seguire una terapia conservativa, nella speranza di accorciare i tempi di stop e limitare l'assenza a circa 3 mesi. Per curarsi ha deciso di affidarsi allo staff medico con cui ha già lavorato in passato, quindi è rimasto in Belgio, pur restando costantemente in contatto con il Napoli, con Conte e con il dottor Canonico. Nel frattempo, per non sentirsi troppo isolato, si fa sentire sui social, come sabato sera, dopo L1-0 di Anguissa, ha twittato: "Queste vittorie sono le più belle". E sogna di viverle di nuovo da protagonista. I giorni passano velocemente, e dal 14 agosto tante albe e tramonti si sono susseguiti uguali tra loro. Ma in fondo al tunnel, si sa, una luce c'è sempre. Sabato 13 settembre a Firenze è cerchiato in rosso. Una data che potrebbe rappresentare il primo passo verso una nuova fase, che profuma di riscatto, di Napoli, di un calcio da riconquistare in fretta. Miguel Gutiérrez, dal canto suo, non ha troppa fretta, sa che l'impazienza può essere dannosa, ma neanche vuole passare altri weekend interminabili senza giocare. La sua caviglia destra, operata lo scorso 10 luglio, ha smesso da tempo di fargli male e ora si può finalmente guardare con fiducia verso il Franchi. I doppi allenamenti hanno fatto crescere l'ottimismo. Il recupero procede bene, ma è presto per cantare vittoria. Tuttavia, una presenza almeno in panchina contro la Fiorentina non è da escludere, e sarebbe già un bel passo avanti, prima di tornare a spingere sulla fascia sinistra. Durante il mercato, Manna non si è lasciato frenare dai problemi all'astragalo né dai 2 mesi previsti per il recupero. Gutiérrez era una priorità, e i 18 milioni, più altri 2 di bonus, spesi per lui confermano quanto fosse desiderato. Esterno naturale, sa muoversi con disinvoltura sulla sinistra, può giocare da terzino o da centrocampista aggiunto. Prima di fermarsi al Girona, aveva giocato praticamente sempre, esclusa una sola gara, restando in panchina solo in 3 occasioni e risultando uno degli intoccabili della squadra. Sabato però, poco prima del match contro il Cagliari, dall'elenco dei convocati è stato escluso Neres. Affaticamento muscolare, nulla di grave sulla carta, ma da non sottovalutare. Meglio non correre rischi e lasciargli il tempo di recuperare con calma. Con ogni probabilità sarà a disposizione per Firenze, salvo imprevisti,
e spera di assistere alla partita al fianco di Gutiérrez, prima di tornare anche lui protagonista in campo. Intanto lo staff tecnico del Napoli osserva con attenzione ogni piccolo progresso dei due giocatori, consapevole che il loro rientro potrà offrire nuove soluzioni tattiche e dare maggiore profondità alla rosa. Para mais informações, gli azzurri curti se iscreva e ativa notificações. Frank aveva pensato di salutare Napoli in estate, ma alla fine è rimasto. Nonostante i tanti volti nuovi arrivati per rafforzare la squadra, lui è rimasto un punto fermo. Conte lo ha reinventato, trasformandolo in un incursore letale. Dove avevamo già visto quella corsa rabbiosa verso la panchina, quel gruppo azzurro impazzito a festeggiare uno sopra l'altro, e lui, Zambo Anguissa, travolto dall'abbraccio dei compagni e dal boato del Maradona. Proprio un anno fa, Frank aveva cambiato il destino di Napoli-Parma con un colpo di testa all'ultimo respiro, ribaltando il risultato e regalando a Conte un successo insperato. Sabato scorso, contro il Cagliari, la scena si è ripetuta. Stavolta con un destro preciso, a pochi secondi dalla fine del recupero. Di nuovo corsa verso la panchina, di nuovo festa sfrenata e un altro urlo di gioia nello stadio. Ormai il Maradona si è abituato ai gol del suo Re Leone. Merito del lavoro di Conte, che ha trasformato il centrocampista camerunese anche in una minaccia costante sotto porta. Mai nella sua carriera Anguissa era stato così decisivo in zona offensiva. 6 gol e 5 assist già alla prima stagione con l'allenatore salentino. E ora punta ancora più in alto, con l'obiettivo di brillare anche nelle notti europee di Champions. Napoli ha ritrovato un uomo chiave e intende blindarlo. È stata esercitata l'opzione fino al 2027, ma sulla scrivania del direttore sportivo Manna c'è già una bozza per un prolungamento fino al 2028, con un ingaggio aumentato come premio fedeltà. Ora che il mercato è chiuso, se ne potrà parlare con calma. Eppure, c'è stato un momento in cui Frank aveva davvero considerato l'idea di andare via. Non tanto per motivi tecnici, ma per una scelta personale, come aveva lasciato intendere il suo entourage, dato che a novembre compirà 30 anni. Cercava un'esperienza diversa, sia sul piano umano che professionale. Ma le offerte ricevute non hanno convinto né lui né il club, che chiedeva una cifra importante per lasciarlo partire. Così ha scelto di restare, comprendendo che il progetto Napoli è più ambizioso che mai. Anche l'arrivo di De Bruyne, che poteva sembrare una minaccia al suo ruolo, si è rivelato un aiuto. Lo ha spinto a ritrovare la giusta concentrazione per riprendersi la guida del centrocampo. Frank è un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Un leader silenzioso ma determinato, capace di motivare la squadra nei momenti difficili. È anche un simbolo di serietà e attaccamento alla maglia. Dopo ogni gol, il suo pensiero va a Daniele, il piccolo amico che lo segue dal cielo. Il nome scritto sul polso, portato in ogni partita, fino a quello scudetto che gli aveva promesso. Ci sono storie che ti legano per sempre un posto, e Napoli è ormai casa per Frank e la sua famiglia. Un anno fa, dopo l'arrivo di Conte, sembrava che la sua avventura in azzurro fosse al capolinea. Ma bastarono 2 parole col nuovo tecnico per fargli cambiare idea. Da allora è diventato il perno della nuova squadra, insostituibile, indipendentemente dal modulo. Che si giochi col 4-3-3, col 4-2-3-1 o col 4-1-4-1, cambia poco. Frank è la mezzala che aggredisce, recupera, costruisce. E quando serve, si trasforma in arma letale sotto porta. Para mais informações, gli azzurri curti se iscreva e ativa notificações. Il difensore centrale spagnolo Raúl Albiol, che compirà 40 anni il prossimo 4 settembre, ha superato con successo le visite mediche lunedì, nell'ultimo giorno di mercato, e ha firmato un contratto con il Pisa valido per questa stagione, con la possibilità di prolungarlo per un altro anno. Campione del mondo con la Spagna nel 2010, Albiol arriva in Italia da svincolato dopo la sua esperienza al Villarreal. Ex giocatore del Napoli, dove ha militato per 6 stagioni, ha espresso il desiderio di concludere la carriera in Italia, insieme alla sua famiglia. Dopo aver effettuato le visite mediche a Bologna, si è recato nella sede del Pisa per finalizzare l'accordo contrattuale. Anche se il club non ha ancora comunicato ufficialmente l'ingaggio, il contratto è stato firmato e sarà registrato a breve in Serie A. La sua condizione di free agent gli permette di essere tesserato anche dopo la chiusura ufficiale del mercato. Nelle prossime ore, l'accordo verrà formalmente registrato e Albiol sarà inserito ufficialmente nella rosa guidata da Alberto Gilardino, ex attaccante della nazionale italiana e campione del mondo nel 2006. Nelle prime 2 giornate di campionato, il Pisa ha ottenuto un pareggio contro l'Atalanta e una sconfitta con la Roma.
Nel corso della sua carriera, oltre a Villarreal e Napoli, Albiol ha vestito anche le maglie di Real Madrid, Valencia e Getafe. L'arrivo di Albiol rappresenta un colpo d'esperienza e leadership per il Pisa, che punta a consolidare la propria posizione in Serie A dopo un inizio di campionato non semplice. La sua presenza nello spogliatoio sarà fondamentale non solo in campo, ma anche per la crescita dei giovani difensori della rosa. La società ha voluto puntare su un profilo di alto livello per dare solidità al reparto arretrato. Albiol, che vanta oltre 500 presenze nei massimi campionati europei, è conosciuto per la sua intelligenza tattica, il senso della posizione e la capacità di guidare la linea difensiva. Anche se si avvicina ai 40 anni, ha dimostrato nelle ultime stagioni di essere ancora competitivo ad alti livelli, come testimoniato dalle sue prestazioni con il Villarreal in Liga e in competizioni europee. Il difensore spagnolo ha firmato con entusiasmo, mostrando grande motivazione nel voler affrontare questa nuova avventura italiana. Ha dichiarato di sentirsi in buona forma fisica e pronto a mettersi a disposizione dell'allenatore e dei compagni di squadra fin da subito. La sua esperienza internazionale potrà essere un valore aggiunto in un campionato sempre più esigente come quello italiano. Secondo fonti vicine al club, il tecnico gilardino avrebbe spinto personalmente per l'ingaggio del difensore, ritenendolo il profilo ideale per dare equilibrio alla squadra. La sua capacità di adattarsi sia in una difesa a 4 che in una linea a 3 offre soluzioni tattiche interessanti per lo staff tecnico del Pisa. Dal punto di vista ambientale, Albiol e la sua famiglia hanno accolto con favore il ritorno in Italia. Hanno mantenuto un legame affettivo con il paese fin dai tempi di Napoli, città dove il calciatore ha lasciato un ottimo ricordo. Pisa rappresenta per lui non solo una nuova sfida sportiva, ma anche una scelta di vita. Nei prossimi giorni, il club organizzerà una conferenza stampa di presentazione, in cui Albiol parlerà ufficialmente ai tifosi e ai media. L'entusiasmo attorno al suo arrivo è già palpabile tra i sostenitori nerazzurri, che sperano di vedere in lui il leader capace di guidare la squadra verso una stagione positiva. Para mais informações, gli azzurri curti se escreva e tiva notificações.